25 secondi al via della quinta corsa, premio Ninja Ritz, confronto per 11 cavalli di 4 anni, vincitori da 5 a 15.000 euro in carriera, prova in cui il favorito dell'apertura era Fitzgerald F, il favorito attuale è diventato Febo Pet, con comunque una prova apertissima, tanti altri soggetti, Furio Leone Sat, Formidable, Feymonville ST. Macchina in movimento. L'1 Frankie Bright, Edoardo Bacalini, 2 Feeling Model Roberto D'Alessandro, 3 Fitzgerald F, Manuel Pistone, 4 Furio Leone Sat, Giuseppe De Filippis, 5 Formidable Daniele De Murus, 6 Feymonville ST Maurizio Cheli, 7 Franchina Baldo Filippo Monti, 8 Francisco Benalla Roberto Ruvolo, 9 Frida GSO Andrea Vitagliano, 10 Febo Pet Davide Angeletti, 11 Frullino Maurizio Visco. Macchina in velocità che accelera, entra addirittura. Si ritrae Feymonville ST. Sbaglia Furio Leone Sat. Partita. Sbaglia anche Fitzgerald F. Va al comando Feeling Model con allargo Formidable. F, squalificato. Formidable Numero 4 Furio Leone Sat, Model. squalificato. Poi a contatto dalla seconda fila Frida GSO, in corda Frankie Bright, corre al comando Feeling Model. Formidable si deve adeguare in seconda posizione, 15,2 per i primi 200 di corsa. E così Feeling Model al comando nei confronti di Formidable. La mossa esterna da parte di Frida GSO che prova ad andare in avanti con decisione dopo un 31 per i primi 400 metri di corsa. Seconda pariglia sbaglia Francisco Benal, mentre va a fare così la seconda pariglia Febo Pet. Numero 600, 8 Francisco Benal, 45-3. squalificato. Feeling Model e Frida GSO alle prese. Poi Formidable, Febo Pet in seconda pariglia, quindi Frankie Bright, poi Frullino, quindi Franchina Baldo, Feymonville ST. 1 minuto e 2 decimi per i primi 800 metri di corsa, abbastanza impegnativi, con Feeling Model che continua a ribattere a Frida GSO alla corda Formidable, sposta in terza ruota Febo Pet, chilometro in 1:15,9, parziale da parte di Febo Pet che si porta in scia Frullino. 2 vanno sul leader, passa così in vantaggio Febo Pet, Frullino che si avvicina, poi anche Feymonville ST quando siamo sull'ultima curva e Febo Pet è in vantaggio, sbaglia intanto numero 6 Feymonville ST è in vantaggio all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Febo Pet attaccato da Frullino. Al centro della pista cerca di intervenire anche Franchina Baldo, anticipata da Frankie Bright. Febo Pet si difende, Frullino sul passo, arriva Frankie Bright, dentro ritorna Formidable. Febo Pet viene a vincere nei confronti di Frullino, poi Formidable. 1:16,3. Febo Pet Davide Angeletti, che è allenatore e guidatore per i colori di Francesco Danna. Percorso perfetto dalla seconda pariglia in una corsa in cui il primo giro è stato decisamente più veloce del secondo. Muove al momento giusto, nel finale respinge il tentativo di Frullino che arriva a una lunghezza a cogliere il secondo posto, al terzo lungo la corda Formidable.